Oggi si celebrano i santi Nazario e Celso. Il nome Nazario ha origine ebraica e significa consacrato. Il nome Celso ha origine latina e significa eccelso. Oggi, domenica 28 luglio, si celebra la quarta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, istituita dalla Chiesa Cattolica per ricordare l'importanza di stare al fianco delle persone più anziane, come citato nel tema scelto per la celebrazione di quest'anno da Papa Francesco: nella vecchiaia non abbandonarmi. Il primo passo per combattere la solitudine è quello di costruire legami tra le generazioni per promuovere arricchimento per entrambe le parti. È il 28 luglio del 1914, un mese dopo l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia per mano di un rivoluzionario bosniaco. L'Austria dichiara guerra alla Serbia. Quella che inizialmente appare come una crisi isolata si trasforma in poco tempo nel più grande e drammatico conflitto della storia, noto come Prima Guerra Mondiale. Ma come mai alcune persone soffrono di mal di mare? Questo disturbo si manifesta quando gli occhi e le terminazioni nervose dell'orecchio interno, dove si trova il centro dell'equilibrio, inviano al cervello segnali contrastanti. Nel tentativo di ristabilire il giusto assetto, l'organismo va in tilt, con senso di vertigine o nausea come conseguenza. Può capitare sia in nave che in auto e ne possono soffrire anche i nostri amici animali. Buon inizio settimana ai 12. Oggi la Luna si congiunge a Marte in Vergine, una Luna sicuramente decisa, ma che vorrà ordinare tutto. Vediamo com'è. Ariete. La Luna oggi addolcisce Marte, il vostro pianeta, nel cielo della Vergine. Sembrate un po' più emotivi, un po' più disposti comunque a prendere le cose in una maniera più tattica e immediata, ci riuscirete. Toro, una stupenda Luna di Trigono che vi dà forza ed energia, congiunta peraltro al pianeta di fuoco Marte, ottimo momento per inverdire le passioni. Gemelli, la vostra giornata oggi prevede una luna di quadratura in Vergine come Marte, per cui il lunedì inizia con delle tensioni, soprattutto in campo affettivo, proprio perché è Venere che ancora ospitate nei vostri gradi, che si sentirà un po' nervosa e a volte osteggiata. Cancro, per voi oggi la luna è una luna molto compatibile, una luna tra l'altro che prova in mattinata a comunicare con Giove. Ottima mattinata quindi per gli affari e per tutto quello che riguarda le decisioni importanti che riguardano patrimonio ed immobili. Leone, una giornata oggi particolarmente dinamica, con una luna davanti a voi molto forte e focosa. Oggi pretenderete chiarezza, soprattutto da un punto di vista economico e in termini pratici. Vergine, la vostra giornata resa protagonista da una luna ospite nei vostri gradi che tenterà di addolcire Marte, che vi fa più emotivi, più sensibili e che soprattutto vi fa questionare un po' in amore. Se avete bisogno di attenzione, parlatene col partner. Bilancia, una giornata oggi particolarmente intensa a livello emotivo. È un lunedì da cui vi aspettate per qualche strana ragione che accada qualcosa. Se questo non sarà possibile, non cadete nel gioco delle aspettative disilluse. Cercate invece di essere di avere più uno spirito attendista e di rivolgervi comunque a persone un po' più attendibili. Scorpione, per voi la giornata presenta una luna molto importante, una luna tra l'altro congiunta a Marte, uno dei pianeti più importanti del vostro cielo, ed è proprio quella luna che vi farà risolvere la giornata in maniera energica e passionale. Ottima la serata. Sagittario, per voi oggi la luna è di quadratura con un Marte alquanto fastidioso, anch'esso che tende a bloccare un po'
il vostro andamento normale. Cercate di cambiare programma anche all'ultimo minuto con elasticità e morbidezza. Capricorno, la giornata oggi vede una Luna e un Marte in trigono. Oggi potete meglio interpretare l'emotività del partner e cercare anche di comprendere quale sia la direzione giusta da seguire nel caso voleste costruire qualcosa di solido e di valido insieme. Acquario. Beh, i sogni vi chiedono molto, oggi dovete essere pratici, dovete stabilire delle partenze, dovete comunque ordinare la vostra agenda in maniera tecnica, seppure si tratti di divertimenti o anche di amori. Pesci, la giornata oggi è molto importante, una luna d'opposizione e Marte congiunta ad essa, che certo non vi fanno andare i programmi proprio lisci per come li desiderate. Oggi potreste essere un po' nervosi o scontrarvi con qualcuno a cui tenete. Attenzione. Alle 7:27 del 28 luglio del 1987 un boato spaventoso. Un fianco del monte Zandila frana sotto la pioggia incessante, cancellando gli abitati di due paesi della provincia di Sondrio, Sant'Antonio Morignone e Aquilone. È l'epilogo di un'odissea che la provincia di Sondrio comincia a vivere 10 giorni prima, con l'inizio di una catastrofica alluvione che provoca smottamenti, allagamenti ed esondazioni. Il bollettino finale conta 53 vittime, migliaia di sfollati e danni ingentissimi. Ricordo ancora quella volta che mia sorella non sapeva come dirmi che aveva macchiato il mio top preferito. Cominciava a girarci intorno finché le ho detto: senti, smetti di farla tanto lunga e dimmi quello che vuoi dire. Questa situazione mi fa pensare a un proverbio in inglese, to beat around the bush, che tradotto letteralmente significa frugare nel cespuglio. Questo proverbio viene utilizzato per descrivere l'atteggiamento di evitare di parlare di una cosa importante parlando di altro, cambiando argomento. È come se invece di affrontare direttamente quella questione si stesse frugando nel cespuglio, senza mai arrivare al punto. Malcolm Lowry, l'autore di Sotto il vulcano, ha vissuto una vita al limite. Fin da giovane ha coltivato la sua passione per l'alcol e la scrittura. Dopo un avventuroso viaggio ha dato vita al suo primo romanzo, Ultramarina. Ma la sua vita ha preso una svolta oscura quando il suo coinquilino si è suicidato, forse a causa di una delusione amorosa con Lowry. Definendosi un poeta maledetto, Lowry ha affrontato una costante battaglia con l'alcolismo, il delirio e la violenza, tanto che tenta di strangolare sua moglie più volte. La morte prematura è avvolta nel mistero, forse causata da una dose eccessiva di barbiturici. Ma nonostante tutto, Lowry è riuscito a completare il suo capolavoro, Sotto il vulcano, grazie al sostegno della moglie Marjorie. Il romanzo ha conquistato il pubblico e la critica, ma ha portato anche a una sorta di maledizione per l'autore, che ha smesso di pubblicare e ha intrapreso una vita autodistruttiva e senza regole. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. E allora grazie per tutti gli attimi che trascorrete insieme a noi. Noi ci rivediamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.